Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dotaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Ritorna a Paramaggiore Show Motors, domenica 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i migliori drivers del trofeo WISP si contenderanno la vittoria nel quinto circuito cittadino di Paramaggiore. Vivi la passione, ti aspettiamo per una giornata indimenticabile. Giovedì 11 maggio alle ore 18.30, alle ore 20 e alle 23 RTA1 trasmetterà uno speciale dell'evento. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria è il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In questo numero, in Serie C Gold, Caorle KO, gara 1 di semifinale playoff a Jesolo. Finale di stagione positivo per la pallacanestro Portogruaro. Nel volley, ZR Impianti troppo forte per Portogruaro, la Serie B si allontana. Concordia vince ma trema, promozione a rischio. A Pramaggiore è presentata la quinta edizione del Show Motors. Dota ed Urigon secondi al Grand Prix di Catà. Dopo aver compiuto l'impresa domenica scorsa sul parquet di Arzignano, andando a vincere gara 3 dei quarti di finale al termine di un tempo supplementare, la Smeccaurde ha segnato il passo in gara 1 di semifinale contro Jesolo. Dopo un buon avvio, fatale è stato il secondo quarto, dove i gialloblu sono andati in confusione, perdendo palloni in serie e subendo un parziale devastante di 31-14, che non sono più riusciti a recuperare al rientro in campo dopo l'intervallo lungo, crollando ulteriormente nell'ultimo periodo a giochi ormai fatti. Domenica si ritorna in campo a Tallone Veneto per gara 2, per allungare la serie servirà un'altra impresa.
Nell'altra semifinale, a sorpresa, Mestre è andata ad espugnare il parquet di Oderzo, regina incontrastata della stagione regolare. In pool promozione di Serie D, Portogruaro è ritornato al successo dopo 2 battute d'arresto consecutive. In riva all'Emene sono scesi i triestini del San Vito in un match ormai privo di importanza ai fini della classifica, che vede i portoguaresi tagliati fuori da ogni gioco per la Final Four. Senza Baruzzo infortunato e con Piesentin febbricitante a mezzo servizio, i Granata partono forte scavando subito un gap importante. A riposo lungo si va sul 38-29, ma San Vito a rientro in campo riesce a raddrizzare la rotta rientrando in partita grazie alle incursioni di Coretti, Salvador, Marin e Minelli. Si va all'ultimo periodo con Portogruaro avanti solamente di 2 sul 50-48. Negli ultimi 10 minuti il quintetto di coach Stan si scuote, cambia marcia in quanto a intensità difensiva, mandando in tilt i tiratori triestini che non riescono più a segnare, mentre Pasquone e Labelli confezionano il break vincente fissando lo score sul 70-61. Ed eccoci a parlare di pallacanestro Portogruaro con coach Nicola Vostan. Siete reduci da una vittoria con il San Vito Trieste, insomma state chiudendo questa stagione nel migliore dei modi. Ma sì, è stata una bella vittoria per tutta una serie di cose, a partire dall'esordio e dalla conferma degli under. Siamo andati in panchina con 5 under, li abbiamo utilizzati tutti e 5. Diciamo che pian pianino stiamo raggiungendo gli obiettivi che avevamo messo a inizio stagione. Adesso queste ultime partite ci danno occasione per far giocare anche i ragazzi che se lo meritano. Devo fare i complimenti anche ai senior per come sono stati bravi a coinvolgerli non solo nella partita ma durante tutto l'anno. Come ho già detto, abbiamo ruotato molti ragazzi dal 2001 con la prima squadra, dell'Under 20 con la prima squadra, e sono sempre stati accolti nel migliore dei modi, e questa partita probabilmente è stata un po' la conferma di questo. Adesso ci mancano 2 partite, una contro il Sokol che è la candidata alla promozione. Appunto, potreste essere anche arbitri di questo campionato? Sì, campionato lo fanno gli scontri diretti. Adesso Sokol ha vinto sia con Casarsa già 2 partite, sia con Sacile mi pare, per cui è ben messa. Noi vogliamo vincere perché, come ho già ripetuto più volte, vogliamo onorare il campionato. Credo che in casa abbiamo buone possibilità, anche perché giochiamo con leggerezza. La partita di domenica contro il San Vito ha detto questo, con leggerezza, con tranquillità. Abbiamo fatto un'ottima partita che speriamo di replicare col Sokol. Poi se saremo destino di Casarsa o di Sokol, questo non lo so. In zona Final Four, Sacile è uscita sconfitta con la capolista Sokol e adesso sente il fiato sul collo del CUS Trieste, è andato a vincere di 1 punto ad Aviano. Cervignano invece non ha sbagliato contro Cusignacco, ma il match clou era tra Casarsa e Dinamo Gorizia. Hanno vinto i pordenonesi confermandosi in seconda posizione. Matteo Consonni ci racconta com'è andata. Il big match della terza di ritorno in pool promozione andava in scena al Pala Rosa di Casarsa, dove la Coop ospitava la Dinamo Gorizia. Partono meglio gli ospiti con questo bel canestro e fallo di Federico Bullara. Casarsa però prende il largo subito a inizio partita, bellissimo canestro di Cristante con il passo e tiro tripla di Pippo D'Angelo, strepitoso il primo quarto del numero 10, ancora D'Angelo che si gira benissimo sul perno classico baby hook per lui. Pippo D'Angelo davvero incontenibile nei primi 10 minuti, trova un'altra tripla e Casarsa chiude sul più 16 con questo bell'appoggio di Cristante. 23-7 il punteggio al termine del primo quarto. La Dinamo però non ci sta, si affida al suo capitano Federico Bullara. Bellissimo qui il secondo tempo con appoggio con mano destra, ancora Bullara dal palleggio, si alza da 3 punti, tiro difficilissimo, tripla per lui. La Dinamo torna fino al -6, qui calma
cade Patrick Nanut, si infortuna poi da terra, dice qualcosa all'arbitro, qualcosa di troppo probabilmente, perché l'arbitro decide di espellerlo. Allora Casarsa ne approfitta per trovare con Franzin il canestro del +8, 31-23 all'intervallo in favore della squadra di coach De Stefano. Bellissima partenza reverse di Franzin ad aprire il terzo periodo, tripla per un ottimo Allen Cristante che chiuderà quota 18. Dall'altra parte allora risponde l'arciere Francesco Coco, prima con il jumper, poi con la tripla. Il numero 32 chiuderà la gara quota 10. Qui tutta in famiglia questa azione della Dinamo Gorizia, con l'assist di Federico Bullara per Roberto Bullara. Terzo quarto chiuso da questo canestro di Franzin, anzi no, perché Federico Bullara si prende questo tiro praticamente da 20 metri. Le nostre telecamere non riprendono il risultato, ma si può facilmente intuire dalla reazione del pubblico e dello stesso Federico Bullara. Al termine del terzo quarto il punteggio vede Casarsa avanti sul 44-38, tripla siderale di Franzin, siderale la tripla anche di Malfante, due bombe che praticamente chiudono il match. L'ultimo sussulto per Gorizia è firmato Coco e ancora Federico Bullara, lui chiuderà quota 27, ma la partita viene chiusa definitivamente da questa penetrazione di Allen Cristante. Nel finale un po' di nervosismo, qualche incomprensione tra le due compagini. A 20 secondi dal termine Pippo D'Angelo va a mettere il timbro sulla sua partita da migliore in campo. Grande vittoria per Casarsa, che resta attaccata al Sokol, vince con il punteggio di 63-50, 18 per Cristante, 27 per Federico Bullara. In Serie B femminile niente da fare per la Polisportiva Concordia, che dopo aver lottato ad armi pari in gara 1 si è dissolta sul proprio campo. Primo quarto giocato su ritmi importanti che ha visto le biancorosse dominare. Sarcedo non si è però disunite, dopo aver sistemato talune situazioni in difesa è ritornata in partita, recuperando tutto il gap accumulato. A rientro dall'intervallo lungo le concordiesi sono crollate di schianto, mostrando di non avere più benzina, il che ne ha fatto venir meno anche la percentuale di realizzazione, lasciando campo aperto alle vicentine andate a vincere con relativa facilità, festeggiando in tal modo la permanenza in Serie B. Concordia invece dovrà vedersela con Treviso. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.
Ritorna a Paramaggiore Show Motors, domenica 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i migliori drivers del trofeo WISP si contenderanno la vittoria nel quinto circuito cittadino di Paramaggiore. Vivi la passione, ti aspettiamo per una giornata indimenticabile. Giovedì 11 maggio alle ore 18.30, alle ore 20 e alle 23 RTA1 trasmetterà uno speciale dell'evento. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villota di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico è anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villota di Chions. Serie B maschile è giunta ormai all'ultimo appuntamento stagionale con i verdetti ormai scritti. Con la vittoria contro il Valsugana Padova il Bolzano ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai play-off. L'ultima di campionato con la capolista Prada potrebbe essere l'occasione per entrambe le compagini di festeggiare il traguardo raggiunto. In coda retrocessione matematica anche per Arcoriva Trento che va a fare compagnia a Bassano, Bibione Mare e ad una volley. Male il Bibione Mare che dopo la sconfitta con la Pallavolo Motta ha subito anche l'onta dell'aggancio sul fondo della classifica da parte della Duna Volley. Sabato prossimo le due ultime della classe si affronteranno nello scontro diretto proprio per evitare di chiudere all'ultimo posto questo tribolato campionato. A Portogallo invece è andata in scena gara 1 della finale playoff con in palio la promozione in Serie B. Si sapeva che contro lo ZR Impianti ci sarebbe voluta un'impresa da parte dei ragazzi di coach Corrado Pilot, che però non c'è stata. È finita 3-0 in favore dei padovani di Bagnoli di Sopra, squadra di grande caratura che ha messo anzitempo in cassaforte la Serie B. Niente, sapevamo di trovare una squadra forte, comunque una squadra che ha giocatori che hanno giocato in categorie superiori e giocatori che comunque sono arrivati in questa squadra per vincere la categoria. E quello che ci aspettavamo abbiamo trovato in campo, poiché è una squadra che batte forte, riceve bene, sbaglia poco e si è visto perfettamente oggi. Noi abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto in battuta, e questo ha fatto in particolare la differenza. Loro hanno giocato al meglio come potevano, noi purtroppo ci siamo fatti forse un po' tradire dalla tensione della partita che aspettavamo da molto, e quindi è andata così e cercheremo di rifarci al ritorno. Ecco, nel secondo set sembravate quasi riuscire a girarla. Il secondo set è stato un po' altalenante perché eravamo sotto 17-9 e siamo riusciti a ribaltare comunque un risultato che sembrava già scritto. E ovviamente, come ha detto Alex, con così tante battute sbagliate e con i tanti ace subiti abbiamo fatto quasi un mezzo miracolo a tirar su quel set, l'abbiamo preso per i capelli. Poi la partita è andata sfumando, ovviamente abbiamo continuato a fare molti errori e loro non hanno sbagliato praticamente nulla e abbiamo perso 3-0. Con loro sicuramente molto forti, comunque a ritorno sarà un'altra partita, speriamo. Noi andiamo lì ovviamente che non abbiamo niente da perdere, giocheremo tutte le nostre carte e sappiamo che dobbiamo fare un 3-0 secco per mandare la serie a gara 3. Andremo lì col coltello tra i denti cercando di fare del nostro meglio. E allora coach, un 3-0 qui a Portogruaro, possiamo dire che avete messo la Serie B già in cassaforte? Ma guarda, la partita è stata ottima, noi avevamo paura di questa gara in casa loro perché avevo visto una partita e ho visto battere bene, però finché non è fatta anche l'ultimo set, diciamo, non mi sento di dire che è fatta. Avete sofferto magari un po' di più nel corso del secondo set, però per il resto siete andati via abbastanza tranquilli. Diciamo che i miei ragazzi sono stati veramente bravi a contenere le loro traiettorie, soprattutto nel primo set. Poi sembrava che loro cambiassero le traiettorie e non gli entrava più la battuta come all'inizio. Però poi c'è stata la battuta flotta del loro giocatore, del palleggiatore, che ci ha messo in difficoltà nel finale del secondo, però sì, direi anch'io che siamo sempre stati avanti e abbiamo meritato ampiamente questo risultato. In Serie D la Pallavolo Portogruaro si è congedata dal proprio pubblico con una sconfitta al tie break subita per opera dello Jesolo.
Una battuta d'arresto che non macchia una stagione comunque oltremodo positiva delle ragazze di coach Pasqualino Speranza, al termine della quale hanno conseguito una tranquilla salvezza, mettendo sicuramente le basi per un futuro di ulteriori soddisfazioni. San Stino invece ha detto addio alla Serie D con l'ennesima sconfitta, questa volta per 3-1, subita in quel di Mogliano. In prima divisione invece Concordia ha anticipato con lo Spinea vincendo per 3-1. Un set perso che rischia di pesare in misura notevole negli equilibri di un campionato che anche quest'anno corre sul filo del rasoio dopo la netta vittoria del Volley Clodie sullo Stra per 3-0. Concordia adesso deve vincere assolutamente a Fossalta di Piave contro il Data Service, sperando che all'ultima giornata la capolista è già promossa a Bissuola faccia il proprio dovere con il Clodia, evitando favori d'alcun tipo. Sì, partiamo dalla partita, che è stata un primo set assolutamente dominato da parte nostra. E purtroppo dopo abbiamo avuto un calo nel secondo, devo ancora parlare con le ragazze, ne parleremo in serata, capiremo un attimo cosa è successo per poi ritornare a vincere gli altri due in maniera comunque semplice. E purtroppo questo set ha girato un attimo il coltello, adesso non ce l'abbiamo più dalla parte del manico noi, purtroppo ce l'ha il Chioggia che è riuscito a vincere 3-0 in casa e niente. Ultima partita, vediamo di portare a casa i 3 punti e dopodiché attenderemo i risultati della nostra diretta avversaria. Sperando appunto che nell'ultima gara della stagione contro la capolista Bissuola, insomma, ci possa essere magari la voglia di chiudere in bellezza appunto da parte di chi è già stato promosso in Serie D. La nostra speranza è quella, noi non possiamo assolutamente chiedere agli altri nulla, anche perché abbiamo avuto la possibilità di chiuderlo prima questo campionato, non ci siamo riusciti, adesso speriamo che se la giochino alla pari fino all'ultima partita e dopo sarà il campo a decidere. Noi abbiamo avuto le nostre possibilità, purtroppo non le abbiamo concretizzate nelle partite precedenti, adesso vediamo di chiudere noi intanto in bellezza il campionato e poi attenderemo con ansia gli ultimi risultati. C'è una partita più delle altre che ti lascia del rammarico per non averla portata a casa? Alla fine, se guardiamo, noi stiamo ragionando sulla differenza set, quindi parlare di partite perse o partite magari vinte 3-2 o perse 3-2, tutto è relativo, perché se guardiamo bene possiamo considerare anche le partite perse per 3-1, quel set là poteva essere importante per aver già chiuso il campionato in questo momento qua, quindi non ce n'è una in particolare, ci sono state anche partite magari che stavamo perdendo 2-0, abbiamo vinto 3-2, come proprio l'ultima col Fossalta in casa nostra all'andata. Quindi rammarico non ce n'è, speriamo che, come abbiamo detto in precedenza, che tutti facciano il loro dovere e poi vedremo tra una decina di giorni cosa sarà. Grande attesa a Pramaggiore per Show Motors, l'evento motoristico organizzato dalla scuderia TRC Racing di Claudio Zammuner, che si correrà domenica nel centro cittadino dalle ore 9:30 alle ore 18:30. L'appuntamento è stato presentato nei giorni scorsi presso la Mostra dei Vini. Show Motors è l'evento motoristico creato con Fabio Nosella 5 anni fa, è stata un po' una scommessa al bar per portare in un posto inusuale, cioè un centro cittadino, un evento motoristico che solitamente si svolge in zone industriali, quindi spesso purtroppo queste manifestazioni vengono anche definite impropriamente le gincane sui piazzali. In realtà sono manifestazioni motoristiche di buon livello dove si sfidano piloti provenienti da tutte le zone del Triveneto. E la scommessa è stata vinta 5 anni fa, siamo alla 5ª edizione. Approfitto, scusatemi, anche per ringraziare Don Giuseppe che da 5 anni ormai ci sopporta e ci aiuta con lo spostamento della funzione religiosa di qualche minuto per darci le tempistiche più appropriate, e quindi un grazie anche e soprattutto a lui e soprattutto alla popolazione, i residenti soprattutto, che sopportano i disagi di essere chiusi dentro in casa per qualche ora
e quindi auspichiamo anche per quest'anno una sufficiente pazienza, ma anche una presenza numerosa di pubblico e piloti. Si tratta di un Formula Driver. L'evento è una manifestazione appunto di abilità amatoriale, è inserito nel trofeo Triveneto WISP e nel Master Driver Triveneto, un pacchetto di manifestazioni di questo tipo organizzate da 3 associazioni sportive che sono la TRC Racing, sono la Michael Racing e la Funny Team di Padova. E gli appassionati che vetture potranno ammirare? Gli appassionati potranno ammirare vetture di svariati livelli di preparazione. Per parlare nello specifico dei modelli potremo vedere delle Renault Clio, delle Peugeot 106, delle Fiat X19, vetture a trazione posteriore, vetture a trazione anteriore, dei veri e propri prototipi anche con motore motociclistico, e anche piloti esperti e meno esperti. Ricordiamo che in queste manifestazioni c'è anche una numerosa presenza femminile, divise in 2 categorie, per le meno esperte, cioè la New Lady, le debuttanti, e le vetture più preparate, ovviamente portate in pista da pilotesse, in questo caso molto molto più esperte e performanti. C'è già il nome di qualche favorito? Ma i favoriti ovviamente basta andarli a cercare nelle classifiche, però la cosa positiva di queste manifestazioni è che, trattandosi di abilità, un pilota particolarmente veloce e performante si scontra spesso con l'imprevisto, e cioè le penalità. Basta un errore di qualche centimetro e la prestazione viene macchiata con secondi di penalità che possono retrocedere un pilota particolarmente performante dalla prima all'ultima posizione. E allora abbiamo già anticipato, siamo qua adesso con Don Giuseppe, sportivo d'eccellenza per quanto riguarda il comune di Pramaggiore, non solo socio onorario della squadra di calcio e addirittura anche team manager lo scorso anno, bensì quest'anno anche per favorire questa manifestazione praticamente la parrocchia ha deciso anche di anticipare anzi la funzione domenicale. Sì, l'ho fatto per un motivo molto semplice, perché essendo vicini alla chiesa loro avrebbero fatto lo stesso loro gara e quindi ci sarebbe stato molto disturbo. Speriamo che l'anticipo dell'orario della messa faccia riflettere anche quelli che sono là che preparano le gare, perché qualche volta si dimentica troppo per quelli che sono gli impegni che piacciono di più. Ecco, io auguro a questa manifestazione che abbia da essere bella, attraente, che nessuno si faccia male e che lungo le corse pensino anche che c'è uno che li accompagna in ogni momento delle difficoltà che incontrano. E lo scorso fine settimana è stato particolarmente intenso anche per il judo Chiaiatena a Portogruaro. I judoka portoguaresi sono stati impegnati su più fronti con ottimi risultati, incominciando dal secondo posto conquistato al Grand Prix di Catà di Reggio Emilia dalla coppia Dotta Durigon. Abbiamo partecipato a una delle giornate del Grand Prix a Reggio Emilia e niente, siamo giunti al secondo posto. Davanti abbiamo i vice campioni del mondo, che c'è un gap di un 8-10 punti rispetto a loro, ed è un buon secondo posto, accompagnato dal terzo posto della coppia Drigo e Rizzetto, che prossima settimana andranno a Malta a partecipare ai campionati europei, quindi lì speriamo, essendo un tipo si chiama Rando Rino Kata, che è il kata sempre delle tecniche di combattimento, ed è c'è una sezione di una categoria fino a cintura nera primo dan. Spero che questi atleti ottengano un buon risultato. Li ho visti bene, li ho visti in forma e quindi insomma bene. Il giorno prima abbiamo partecipato al trofeo di Cittadella, è una gara che si sta ampliando. Stanno partecipando un po' a livello internazionale da diverse nazioni europee, e per quanto riguarda il campionato master
Anche lì abbiamo partecipato con 4 atleti, compreso il sottoscritto, 2 medaglie, quella di Zanon Francesco, che mi fa super piacere in quanto questo ragazzo che ora ha 40 anni l'ho iniziato io quando aveva 5 anni e mezzo a insegnargli il judo. Poi il mio secondo posto, sono più che soddisfatto, anche perché avendo partecipato sia domenica che lunedì a 2 manifestazioni, diciamo che in questo momento non c'è nessuno che lo fa in Italia, una cosa del genere. Credo che sia importante anche sia dare un segnale ai giovani che abbiamo qua a Portogruaro, ma anche poi il fatto che il judo è composto da sia i combattimenti che il kata, quindi è, diciamo, l'altra faccia della medaglia per completare il judoka. È un po' un'ambizione, una sfida che ho io, insomma, diciamo. Poi sempre con noi c'era Alessio De Bernardis e Ciocori Khalil, che sono sempre 2 tecnici che lavorano qua nella società nostra Judokai Atena Portogruaro, e hanno ottenuto un 5° posto. La notizia e diciamo, il risultato più bello del weekend è stato quello della riconferma di Luca Paco e Curci Ludovico. Paco ha vinto il 5° oro consecutivo, quindi è in testa nella classifica regionale, e Ludovico 2° posto ancora come domenica scorsa, e lui è al 2° posto della classifica regionale.